Sabato 30 marzo, in un caldo pomeriggio di inizio primavera, l'Axi Ciclismo Udine ha dato il via alla stagione di gare su strada con la disputa del quinto giro della Bassa Friulana Trofeo Michel Pub, andato in scena a Gonars e dintorni con l'organizzazione della Chiarcosso El Paiti. Il via, alle 15, ha visto schierarsi al nastro di partenza quasi 200 atleti suddivisi nelle due fasce di gara. A causa dei lavori in corso per la realizzazione della terza corsia della autostrada A4, che hanno bloccato diverse strade della zona, lo staff organizzativo coordinato da Marco Toniutti ha deciso di riproporre il vecchio circuito, un classico per tutti gli appassionati della zona. All'uscita da Gonars, dopo la partenza, i ciclisti sono arrivati a Castello attraversando un tratto misto, transitando poi da Cognolo, dove il gruppo ha percorso un tratto denominato Roubaix per le difficoltà e il particolare terreno anche in terra battuta e ciottolato. Passato il traguardo volante posto a Morsano di Strada, i ciclisti sono poi rientrati a Gonars, affrontando gli ultimi chilometri del circuito, caratterizzati da insidie tecniche disseminate sul percorso. In totale, i partecipanti hanno completato il circuito di 12,5 km, che la prima fascia di agonisti ha affrontato 6 volte, mentre la seconda 5 volte. Il vincitore della prima fascia è stato Alessandro Zabeo, portacolori del Velo Club Due Torri di Rovigo, capace di arrivare al traguardo in 1 ora, 40 minuti e 40 secondi con una media di 44 km all'ora. Per quanto riguarda la seconda fascia, il vincitore è stato Cristiano Gallardo del team Salvador, che ha completato il percorso in 1 ora, 24 minuti e 15 secondi alla media di 43,8 km all'ora. La gara femminile l'ha vinta Sasha Zabbi-Kunaver del Tush Team, mentre la Spinace Zaghis ha conquistato la classifica per società. Il prossimo appuntamento della stagione su strada della Axi Ciclismo Udine è a calendario il 25 aprile a Savogna in occasione del Campionato Nazionale della Montagna, una cronoscalata al Monte Matayur organizzata sempre dalla Chiarcosso El Haiti. Si apre oggi a Gonars la stagione strada 2019 Axi Udine, una stagione ricca di novità e con un circuito tutto nuovo che prevede solo le gare in provincia di Udine, aperto agli iscritti Axi e non solo, quindi vuol dire che abbracciamo un po' tutti i tesserati delle varie federazioni per fargli scoprire il nostro territorio, le nostre corse, i nostri percorsi e le persone che ci ospitano. Oggi siamo a Gonars dove andrà in scena la quinta edizione del trofeo Michel Pub, Giro della Bassa Friulana, una corsa quest'anno fortunatamente baciata dal sole. Il percorso è di 13 km circa, si snoda nei dintorni di Gonars, attraversando Castello, Corgnolo, Morsano per raggiungere di nuovo Gonars. È pianeggiante, ma c'è un tratto tecnico denominato settore Roubaix, nel quale l'asfalto è un po' sconnesso, la strada tira leggermente, al termine del quale ci sarà il traguardo volante. E sarà come ogni anno una sfida tra sprinter e cacciatori di fuga, perché il percorso, pur essendo pianeggiante, non è un percorso prettamente per velocisti. Ci terrei a ringraziare tutti quelli che collaborano, a partire dai volontari, ce ne abbiamo oltre 40 sul percorso, alle motostaffette, agli sponsor che ci hanno dato una mano, ai vigili urbani, alla protezione civile e tutte le associazioni che qua in paese ci permettono di svolgere questa gara. Degli sponsor, primo tra tutti il Michel Pub alle mie spalle, che ci ospita per il quinto anno. La stagione strada Udine prosegue il 25 aprile con il Campionato Nazionale della Montagna a Savogna, una gara in parte in linea, in parte in salita, per arrivare ai 1000 metri di Monte Maggiore, dove verranno premiati i vincitori del Campionato Nazionale Montagna Axi 2019.
180 corridori alla prima è un bel successo, un successo di numero, di partecipazione. Tra l'altro la gara è stata combattutissima, alta velocità. Il percorso, anche se pianeggiante, si presta a delle prestazioni, è un gioco di parole, ad alto livello, e anche se sono solo due gruppi e tante categorie, l'agonismo è portato all'estremo. È un tipo di interpretazione di ciclismo che noi comunque riconosciamo ed è bello che sia così. Poi coinvolgere un circuito della bassa, che qui è tanti anni che non se ne fa, è anche bene. Il fatto che abbiamo messo il trofeo quest'anno come Autotrasporti Chiarcorso è un ulteriore impegno, lo stesso che adoperiamo come imprenditori, l'impegno di fare nell'ambito della massima sicurezza e le cose fatte per bene. È una festa, è un ottimo risultato sia tecnico che di partecipazione, per cui siamo largamente soddisfatti. La squadra è sempre più grande, le manifestazioni semmai aumentano, non diminuiscono, il tutto perché? Perché vogliamo diffondere il nostro messaggio di solidarietà. Dovevamo andare proprio ad Haiti in febbraio, ma la Farnesina ci ha bloccato. Abbiamo questo progetto di costruire una casa là per salvare queste bambine che noi seguiamo, e contiamo a ogni mattone che riusciamo a mettere per ogni gara e ogni manifestazione che riusciamo a fare. Chiaramente questa volta siamo veramente soddisfatti perché 182 corridori, rimane qualcosa per Haiti, quindi doppio risultato, tecnico, sportivo e soprattutto solidale per noi. Grazie. In Italia migliaia di ciclisti hanno scelto AXI. Le più importanti gran fondo italiane hanno scelto AXI. Noi di AXI crediamo che per raggiungere un successo bisogna crearlo. Condividi con noi la tua passione. Tesserati con AXI Ciclismo. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere venuti a Gonars, un ringraziamento particolare agli organizzatori, Marco, ma anche grazie alla Polizia Municipale, agli alpini, alla Protezione Civile, ai volontari della sicurezza, e grazie anche e soprattutto agli sponsor per aver permesso tutto questo. Naturalmente unire sport e solidarietà per noi amministratori di questa comunità è la cosa fondamentale. Quindi vi ringrazio ancora e speriamo di vederci il prossimo anno. Grazie.